Signore e signori, sta per iniziare una nuova puntata di Homer. Ormai sapete tutti cos'è, giusto? Dai che vi viene in mente, su. Perfetto, e allora iniziamo. Si è aperto maggio con l'inizio della fase 2, si schiude almeno un po' l'uscio di casa ed un piccolissimo passo verso la normalità è stato fatto, sperando di non dover tornare indietro sui propri passi. Quindi euforia sì, ma con cautela, senza fare subito follia. E nell'attesa di ritrovare Taraflex Rosa e la normalità, andiamo a condensare l'estro social delle nostre beniamine e amici vari in una nuova puntata di Homer, la compilation di voglie femminile social con tutto il meglio o quasi della settimana, per qualche minuto di leggerezza. Da una parte all'altra del mondo manca la pallavolo giocata. C'è chi prova allora a fare una partitella in posti decisamente bizzarri, come ad esempio loro direttamente dal deserto, lontano da tutto e da tutti. O chi non avendo un compagno di gioco prova ad allenarsi da solo, come questo orso polare russo. Mentre dal Giappone arriva un poker di leoni marini che difendono anche l'impossibile. Si moltiplicano le sessioni di allenamento coi parenti, dalle sorelle Lualdi in esercizi decisamente complicati alle challenge della verticale che continuano con Jennifer e Valeria, mentre Beatrice Badini tenta l'impresa di mettersi la maglietta palleggiando. Per non parlare delle partitelle in famiglia. Ilaria Angelelli coinvolge la mamma che risponde alla grande. Così come Papa Bovo sfodera a colpi nascosti con la figlia Laura. Su LVF Volley 24 non smettiamo nel nostro piccolo di regalare sorprese, dalla leggendaria Eleonora Lobianco con la piccola Emma nel Mangiparty di Consuelo Mangifesta, alla sorpresa di Sara Loda all'amica Alessia Ghilardi nel giorno del suo compleanno nel Volley Quiz. Ops! Qua, scusate. Che surprise! Per passare ai divertenti aneddoti del trio Alessia Mazzon, Giulia Bresciani e Alice Pamino dell'Omag San Giovanni in Marignano. La mangusta, la racconti te la mangusta. Per concludere, agli esercizi in rosa su home training con le ragazze delle più comiche al maggiore, col preparatore Ivan Bragagni insieme a Federica Stufi, Letizia Camera ed Alessia Fiesoli. Ringraziandovi ancora una volta per tutto l'affetto ed il supporto che ci state dimostrando e dandovi l'appuntamento forse alla prossima puntata, andiamo alle perle della settimana, tutte in tema musicale, iniziando da Noemi Signorile, che rispolvera una famosa gag di Jerry Lewis. Francesca Trevisan torna invece con qualcosa di un po' più moderno. Mentre chiudiamo sulle note di Chiara Trabucco, del cuore di mamma Cutrofiano, che ci fa vedere la sua bravura al pianoforte, per magari dare qualche nuovo consiglio ad Asha Voloz. Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.